Codice della crisi e dell'insolvenza. Cosa significa che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori? In un precedente video abbiamo trattato dell'obbligo recentemente introdotto a carico di tutte le imprese esercitate in forma collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Abbiamo anche visto che tale obbligo grava prevalentemente sull'organo amministrativo. Ciò è ribadito anche dall'articolo 377 del Codice della crisi e dell'insolvenza, il quale aggiunge che la gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente agli amministratori. Così facendo, pareva che il nuovo articolo del Codice della crisi volesse estendere in termini generali un principio un tempo operante per la sola società per azioni, ossia quello in base al quale la gestione dell'impresa spetta solo all'organo amministrativo. Così facendo, però, si sarebbero create notevoli difficoltà di coordinamento con le discipline della SRL e delle società di persone, modelli societari che rappresentano realtà di modeste dimensioni nelle quali si affida una notevole rilevanza al ruolo personale del socio, affidandogli anche notevoli competenze gestorie. Per esempio, la disciplina legislativa della SRL prevede che le competenze esclusive degli amministratori si riducono alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione e all'aumento di capitale sociale. Ciò significa che altre competenze prettamente gestorie possano essere attribuite da parte dello statuto all'assemblea dei soci oppure anche a singoli soci. Per questo motivo la riforma era stata etichettata come un evidente ritorno al passato. Infatti, la riforma del 2003 del diritto societario aveva consapevolmente distanziato le discipline legislative di SpA e SRL, proprio allo scopo di garantire al socio di SRL una maggiore partecipazione alla gestione. Proprio per questo, per evitare anche difficoltà di coordinamento, è stato recentemente introdotto un decreto correttivo del Codice della crisi e dell'insolvenza, il quale precisa che bisogna dare un'interpretazione restrittiva alla nuova disposizione. In particolare, le competenze esclusive degli amministratori si ridurrebbero all'istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, anche perché, se così non fosse, bisognerebbe considerare implicitamente abrogate tutte quelle disposizioni incompatibili con la nuova disposizione. Così facendo però si andrebbe a stravolgere la struttura sia delle SRL che delle società di persone. Per maggiori informazioni visitate il sito web dello studio e seguiteci su Facebook.